Si affrontano questa sera a Cagliari due squadre che hanno avuto un rendimento fin qui speculare, dicevamo 3 vittorie e una sconfitta per le rossoblù, un successo e 3 KO invece per le siciliane. Si parte e inizia FFC contro Virtus Ragusa, quinta giornata di campionato. Suggerimento in orizzontale troppo lento, legge bene Otmani, si lancia in contropiede solitario, conclusione con la punta debole. Ancora Gagliardo, il taglio dall'altra parte di Darocha. Marchese, la botta dalla distanza che si stampa sulla base del palo, insiste qui la Virtus Ragusa. Taina Santos fermata ma poi vince il rimpallo, la botta, fil di palo, Mascia ci ha messo una mano. Milena Gasparini, Seli Gagliardo, insiste l'FFC, il pallone dentro per Darocha che prepara la conclusione vincente di Seli Gagliardo. A 12:37 dalla conclusione del primo tempo l'FFC passa, lo fa con Seli Gagliardo, 1-0. Gasparini avrebbe lo spazio anche per tirare, appoggia per Vargiu sul primo palo. La Virtus Ragusa è assolutamente viva in partita, lo dimostra anche questo spunto di Otmani in 2 tempi. Mascia le dice di no per la Virtus Ragusa, intercetta Marchese, dentro per Gagliardo, Marchese, poi Naghi in 2 tempi, blocca il pallone, concludere, Gagliardo respinge, poi da Jan Darocha, dentro per Gagliardo, ferma il pallone addirittura e poi arriva il raddoppio di Letizia Martin Cortés. Che invenzione ancora per Seli Gagliardo, raddoppia l'FFC che allontana un po' lo spettro del possibile pareggio nella Virtus Ragusa. Attenzione a Darocha sulla respinta, Filippa Mendes, il miracolo di Naghi, il pallone messo fuori. Attenzione al pallone all'indietro per Dayan Darocha, fuori di poco. FFC e Virtus Ragusa che, rispondendo insomma anche alla domanda che ci eravamo fatti qualche minuto fa, sta un po' soffrendo, ma qui trova il gol del 2-1. Addirittura dal gol nella parità c'è voluto un grande intervento di Milena Gasparini, poi Otmani ancora alto di poco. Gasparini, Rebe, attenzione a Rebe che offre il pallone per Berkan in diagonale, fuori di pochissimo. Gasparini, Taina Santos, Rebe di testa, alto di poco. Ancora Sabrina Marchese, Darocha con il tacco, Marchese il tocco sotto porta, fuori di poco. Otmani, l'anticipo di Gagliardo, attenzione a Gagliardo che firma la doppietta e porta il futsal femminile Cagliari sul 3-1. Si arresta e poi propone all'indietro Martin Cortés con il tacco e poi il pallone fuori di poco sulla conclusione di Gagliardo. C'è Dayan Darocha in agguato, c'è anche Martin Cortés che andrà con la battuta per Gagliardo, il pallone alto, qui il pallone proprio per Darocha con il mancino, fuori. Intensità e anche qualità qui Naghi in 2 tempi. Il pallone recuperato in maniera regolare da Seli Gagliardo, il tocco sotto, fuori di pochissimo. Pernazza, il tiro respinto da Mascia che chiude il primo palo. Altrettanto importanti per Gagliardo. Qui colpo di testa vincente, dormita difensiva. Arriva il secondo gol di Rebe a riaprire i giochi. Ancora Taina Santos, attenzione a Rebe che la mette sotto la traversa, pareggia la Virtus Ragusa. Milena con il destro, una rasoiata in diagonale, attenta Naghi. Martin Cortés, Gagliardo, Gasparini, la conclusione immediata, tutto facile per Naghi. Gagliardo riesce a evitare l'intervento di Berkan, poi con il mancino mette alto di poco. Bene Marrocco, propone ancora per Marchese, la sponda all'indietro, il tiro alto di poco. Taina Santos, parte palla al piede, ancora Taina Santos, bene per Otmani, dentro di tacco e poi arriva il gol del sorpasso, ha segnato Taina Santos. Va da Martin Cortés, Marchese, poi Naghi. Martin Cortés, Darocha con l'esterno, la traversa. Incredibile, traversa. Ancora Rebe, attenzione all'uscita di Mascia, Rebe la salta, Rebe, arriva il gol del 5-3 ed è un gran gol per Rebe. Quasi impossibili, Darocha, grandissimo gol di Dayan Darocha. Milena Gasparini, Darocha, la botta di Dayan Darocha, parità
5-5, partita incredibile, 2 contro 1, Darocha cerca l'imbucata e poi a un passo dall'autorete Peghe, ultimo assalto per l'FFC, Gasparini dalla distanza, Naghi, Darocha con l'occasione per conquistare la vittoria. Vattaina Santos, alto di poco. Finisce qui una partita bellissima al Palaconi di Cagliari, pari e patta, 5-5 tra FFC e Virtus Ragusa. Sembrava vinta, poi persa. Siete soddisfatti alla fine per questo punto? Immagino non tanto, perché in casa dovreste cercare sempre la vittoria. No, soddisfatto. No. Abbiamo fatto degli errori oggi che contro una squadra così ti punisci subito. Abbiamo fatto 3-0, abbiamo subito 4-3 e col portiere in movimento abbiamo fatto 5-3, 5-4, 5-5. È difficile quando si fa tanti errori così. Adesso è lavorare questa settimana, vedere tutto quello che non è andato, mettere la testa a posto. Comunque un punto abbiamo lasciato a casa. E questo, lavorare per migliorare. 2 gol bellissimi, un terzo te l'ha negato il palo e poi nel finale mancavano pochi secondi sulla respinta corta del portiere, ti è mancata la precisione, poteva essere l'occasione insomma per vincerla proprio sul filo di lana. Sono secondi che capito, deve prendere la decisione subito. Purtroppo non sono riuscita a mettere l'ultima palla dentro. Lavorare. Sul 3-1 sembravate totalmente in controllo, errori difensivi oppure c'è anche magari un calo psicologico che a volte subentra in alcuni momenti delle partite? Forse tutti e due, no? Errore individuale, calo psicologico, forse fisico anche. Vediamo questa settimana, vediamo i video, vediamo quello che non è andato. Ripeto, dobbiamo lavorarci su queste squadre ancora. Che campionato può fare l'FFC? Oggi l'occasione era importante per accorciare con le 3 che sono in testa, però il campionato è ancora lunghissimo. È quello che dico dall'inizio, per noi ogni partita è una finale, dobbiamo sempre prendere così per fare i punti che siamo bisogno. Credo che la squadra può fare molto bene queste stagioni. Magari ancora non abbiamo preso il ritmo di partita, tutto questo, ma il Cagliari può ancora dare molta soddisfazione a queste tifoserie. Sembrava persa per voi a un certo punto, sembrava vinta sul 5-3, alla fine è arrivato un 5-5 che ti chiedo, vi soddisfa? No, non soddisfa nessuno, perché venire qua e vedere che ce la possiamo fare, a me mi viene voglia di più, no? Ma è stata una bella partita. Abbiamo commesso degli errori che ci hanno punito, no? Ma 5-5, abbiamo portato un punto a casa, penso che usciamo di qua con la testa alta. Hai segnato, non hai esultato, che emozioni hai provato da ex qua a Cagliari? La Sardegna è stata la mia prima casa, no, in Italia, quindi io penso che il rispetto prima di tutto viene, quindi qua io ho sempre fatto questo, non ho mai esultato contro il Cagliari, in rispetto a tutto che ho vissuto qua. Un anno bellissimo, il Cagliari è oggi quello che è, perché penso che pure io ho fatto un pochino di questa storia, no? Arrivavate a questa partita da 3 sconfitte consecutive, hai detto c'è un po' l'amaro in bocca, giustamente, perché la partita sembrava vinta, però muovete la classifica, vi portate a quota 4, un punto utile per uscire dalla zona play-out. Quale può essere l'obiettivo stagionale per voi? Ancora è presto, no? L'obiettivo è sempre arrivare più lontano possibile. Noi purtroppo abbiamo pochi ragazzi, siamo un po' corti nella panchina, però ci stiamo mettendo tutto. Quando mancano le gambe mettiamo il cuore, è questo che conta, no? È un punto qua, è stato, non dico come una vittoria, ma è stato molto soddisfattorio a tutti, no? Da avversari invece come hai visto il Cagliari? No, io non devo guardare gli altri, il Cagliari è quello che è, noi siamo quello che siamo, 5-5 la partita, i numeri parlano per tutto.